Dopo aver visto la vittoria di Thomas Doghetti della Bustesi Ologna nella categoria allievi, la gara del mattino, siamo passati con le immagini alla gara del pomeriggio, quella della categoria juniores, con le squadre che si stanno presentando sul palco per la presentazione. Come state vedendo, questa è la Work Service, vedete proprio anche il campione toscano Edoardo Cipollini. Per lui sicuramente una gara speciale, una gara particolare, più che altro una partecipazione a questo trofeo Maionchi, scelta probabilmente ponderata con il cuore, no? Pensando anche a quello che vuol dire il ciclismo per la sua famiglia, per suo papà, che forse per onorarlo al meglio, non tanto per il fatto della vittoria, ma per il fatto di poter vincere, ma per il fatto che il ciclismo ha significato tutto per il suo papà, è quello che lo ha fatto appassionare a questo sport, è quello che lo ha fatto sentire, come ogni papà, no? Ci fa sentire un campione, e lui lo ha sempre veramente, gli è stato accanto in tutti questi anni, quindi sicuramente una gara speciale per lui, e correrà sicuramente con il cuore, l'abbiamo visto prima nelle immagini. Qui intanto abbiamo visto sfilare alcune squadre, adesso siamo al cimitero di Chiesino Ozzanese con due atleti del team Franco Ballerini che posano sulla tomba dei genitori di Nadio Maionchi e del fratello ovviamente Nilvo, a cui è intestata questo 30° trofeo, questo nono memorial in realtà Maionchi Nilvo, mentre invece il 30° trofeo Maionchi Nevio. Eccolo qui, eccolo a cui è intestato infatti è intestato il 30° trofeo, quello di prima era il Nilvo, nono memorial Maionchi Nilvo. Sono Puzzo e Mattei, due atleti del team Franco Ballerini, che adesso sulla tomba di Bruno Campinoti porgono la corona floreale, l'omaggio floreale, intanto a cui Bruno Campinotti è anche intestato il traguardo volante a punteggio del terzo, il quarto e il quinto giro, mentre quello di Cristiano Benedetti è al secondo giro. Sarà il babbo di Cristiano Benedetti a premiare come sempre. Presenta anche lo struttura tecnica regionale, l'abbiamo vista prima nelle immagini, con il tecnico Alessio Lazzari, che avrà in questo mese di agosto da vedere diverse gare per poter poi selezionare i migliori atleti per l'Unigiana. Poi abbiamo visto anche il presidente Saverio Metti, il vicepresidente vicario Mauro Renzoni e Alessandro Dolfi. Intanto questo è il minuto di silenzio osservato per Cesare Cipollini. Infatti l'applauso, tutti gli applausi volano su in cielo per ricordare Cesare, che è scomparso proprio nella giornata di giovedì, e però oggi sarà sicuramente vicino a suo figlio Edoardo. Tanto Pamela Maionchi di nuovo con la bandierina dà il via ufficiale, con Saverio Metti, Mauro Renzoni pronti al via, e hanno preso il via. Sono 136 gli atleti che hanno preso il via per questo trofeo Maionchi. Incredibile veramente, anche sono stati 136 stamattina e 136 al pomeriggio, 272 atleti al via. Incredibile veramente quello che è stato. Vediamo già i primi scatti in testa alla corsa, vedremo poi chi se li aggiudicherà. Questo l'anno scorso fu la Work Service, grande lavoro, poi la doppietta dove andarono via sul Poggio Baldino Savino e Sergiampieri. L'arrivo in parata la vittoria di Sergiampieri. Intanto siamo con le immagini al 7° chilometro di gara, siamo in zona San Salvatore con il corridore della Nord-Est Villadose Angelo Gomme. Si tratta di Luca Travaglia che è al comando, svolta a destra, si ritorna diciamo nella strada che porta verso Chiesa Nuova Uzzanese, quindi verso il traguardo. Da solo ovviamente sarà un po' difficile riuscire ad andare da qualche parte, più che altro magari sperava di poter portare via un drappello di corridori, però anche la tattica bisognerà un po' vedere delle varie formazioni. Siamo dietro, diamo anche il distacco che ci viene dato dalle moto informazioni di Gabriele Varignale e di Massimo Capocchi. 50 secondi il ritardo del gruppo tirato dagli atleti della Polisportiva Monsumanese. Nel dettaglio è Lapo Cardelli che sta facendo l'andatura, gruppo in lunghissima fila indiana. Siamo già sulla strada veramente anche col gruppo che riporta verso Chiesa Nuova Uzzanese. Intanto vediamo, siamo di nuovo davanti al Garden Cinzia, sponsor di questa, tra l'altro uno degli sponsor di questa manifestazione. Si va sul cavalcavia che poi porterà
porterà verso l'abitato di Marginone. Vediamo che sta chiedendo l'acqua. È chiaro che sono di nuovo rialzate le temperature in questi ultimi giorni. Sarà una settimana di Ferragosto molto molto calda, infatti abbiamo visto subito, sarà anche il caldo che farà la selezione oggi al Trofeo Maionchi. Sarà veramente, perché stamattina se la sono un po' cavata gli allievi, ma con questa gara si andrà ancora di più. Intanto stiamo rientrando sugli ultimi metri, possiamo dire, del Carlo Alberto Pellegrini, il trofeo Carlo Alberto Pellegrini, perché martedì 15 agosto ci sarà proprio la seconda prova della Challenge Pistoia Lucca, quella che assegnerà poi la maglia del vincitore, e siamo proprio in procinto di passare davanti alla chiesa di Marginone, dove ci sarà l'inizio poi della salitella che porta verso l'arrivo classico del trofeo Carlo Alberto Pellegrini. Intanto vediamo che alle spalle del corridore della Nord-Est Villadose Angelo Gomme c'è un atleta del Casano, si tratta di Calabria, Emanuele Calabria, che si è portato a un distacco minimo per ora sul corridore al comando. 14 km di gara percorsi fin qui, 10 secondi in ritardo di Calabria, ci viene segnalato, quindi 10 secondi, infatti lo vede, si sta andando verso San Salvatore con i due atleti che stanno, diciamo, animando la corsa in testa. Si volta Calabria per capire anche l'atleta diretto da Giuseppe Di Fresco, che si sta voltando, quest'oggi sicuramente vorrà cercare di fare qualcosa, tanti gli scalatori nella squadra di Fresco, però l'ultima salita c'è un po' di tempo per recuperare, poi serve movimentata. Intanto vediamo che chiede aiuto Cardelli, chiede ovviamente l'intervento di altri compagni di squadra in testa al gruppo. Ritardo del gruppo 18 secondi, ritardo del gruppo, comunque hanno molto recuperato, avevano un ritardo di 50 secondi, vedremo anche quello che sarà. Intanto siamo già di nuovo a Chiasanova Uzzanese, siamo per il traguardo volante di Cristiano Benedetti. Quando si passerà sotto il traguardo vedremo chi se lo aggiudicherà tra Calabria e tra cosa. Parte Calabria subito, non ci pensa due volte, prova se lo va, vediamo se dovrebbe aver lasciato sul posto Travaglia, che era più chilometri fuori, infatti si volta, niente problemi, va a prendersi lui il traguardo volante intestato a Cristiano Benedetti. Eccolo qui il passaggio, quindi se lo aggiudica lui il traguardo volante. Vediamo anche il papà di Cristiano Benedetti, purtroppo abbiamo detto scomparso nel 2014, il giorno del suo compleanno, veramente delle disgrazie che non dovrebbero succedere. Passa ora intanto il gruppo, in questo momento ritardo 20 secondi per il gruppo. Vediamo anche la maglia di Cipollini passare. Abbiamo detto purtroppo queste tragedie che non dovrebbero veramente mai succedere, che comunque viene ricordata, una cosa bellissima, che comunque il trofeo Maionchi e la famiglia Maionchi ricorda sempre il Cristiano Benedetti. Ricordiamo che i Gran Premi della Montagna invece saranno in memoria di Ilio Zari. Siamo con le immagini sul gruppo, è proprio Edoardo Cipollini che sta provando ad uscire dal gruppo subito dopo il passaggio. È chiaro, l'abbiamo detto, oggi sta correndo con il cuore, sta veramente correndo con il cuore. Intanto con le immagini siamo già passati al terzo passaggio, al primo traguardo volante in onore di Bruno Campinotti. È stato vinto da un corridore della Nord-Est Villadose Angelo Gomme, ovvero Leonardo Longagnani, che va a trionfare questo primo traguardo volante davanti a Zambianchi del pedale casalese. In terza posizione un altro atleta della Nord-Est, si tratta di Bergamini. Questi sono ovviamente gli atleti che hanno, eccolo qui Longagnani, lo vediamo, è uscito con due atleta della formazione del Team Pieri, dovrebbe essere Michael Di Girolamo, il corridore del Team Pieri che sta attraversando veramente un buonissimo momento di gara. Siamo al 30° chilometro di gara. Intanto insieme a loro ci dovrebbe essere Agostinelli, il corridore del Casano. Sì, è proprio Agostinelli, è proprio lui il corridore del Team Casano, non ci sbagliavamo, è Michael Di Girolamo il corridore del Team Pieri, tra l'altro un corridore che ha ottenuto diversi piazzamenti quest'anno, un Team Pieri che veramente ha fatto molto molto bene negli ultimi tempi. Tra l'altro la vittoria recente al Gran Premio Neri Sottoli alla Stella di Vinci con Alessandro Prato, il sardo, che è qui anche in gara anche al Trofeo Maionchi, che chissà che oggi possa regalare altre possibili gioie alla formazione di Piero Pieri e al suo direttore sportivo Federico Fioravanti. Intanto siamo con il gruppo, abbiamo lasciato andare i tre corridori, distacco del gruppo 27 secondi, sono le maglie della Nord-Est e anche quelle della formazione della Nial Nizzoli Almo e quelle del team Franco Ballerini. Diciamo ci sono tre schieramenti.
Noi ricordiamo anche altri sponsor della manifestazione come la Toscogas, la Troni di Marginone, il suo rettificio 2C, la Idea Giovane i Barbieri, la Ecotech Italia, la Fairpoint, il ristorante La Piazzetta, Non Solo Fiori, la Molendio Linto, la Hydrotech, la Casata di Vini, la Italpork, la Autopippi di Chiesina, il ristorante La Nina, la Tecno 2, la Sorini SRL, la Vivai Panconi, la Laber, la Pellegrini Gianfranco, e intanto siamo sulla salita, sulla prima asperità delle 5 del Poggio Baldino. Abbiamo affrontato già il primo tratto più duro, no? La prima rampa, no? Il Poggio Baldino è questo, no? Si arriva dal piano, c'è la prima rampa, poi tende un po' a andare un po' sul falso piano, poi nell'ultimo tratto, quello degli ulivi, dove ci sono tanti ulivi, quello degli ulivi, quello che poi è quello del GPM, diventa ancora più duro. Vediamo che dietro sta rientrando un drappello di corridori. Intanto Agostinelli del Casano con Di Girolamo hanno staccato l'altro corridore del team della Nord-Est, ovvero Longagnani, che era con loro, quindi sono rimasti due, ma il gruppo è subito alle loro spalle, quindi a momenti avremo gruppo compatto, siamo al 34esimo chilometro di gara, vediamo Agostinelli. Avevamo detto che la squadra del Casano è una delle favorite, la metto tra le favorite perché ha diversi scalatori, c'è diversi scalatori al proprio arco, quindi può sicuramente Giuseppe Di Fresco vantare una formazione, però è il team Franco Ballerini di Luca Scinto che adesso sta facendo il ritmo in salita. Vediamo, sono 3 uomini che sono lì davanti a fare il ritmo, vediamo, li ha messi a lavorare probabilmente per chiudere. Abbiamo molto caldo, eccoli lì, sono proprio loro ancora nel dettaglio che stanno facendo il ritmo in questo momento. È Mattia Maioli. È chiaro che oggi non è una corsa proprio alla Maioli, no? Come si può dire, nonostante sia un ragazzo che può sicuramente andare bene, non è male, però comunque non è la prima volta questa. Dopo 5 volte si fanno sentire il Monte Carlo d'avversario del Poggio Baldino, quindi non è una corsa per magari Maioli, e infatti è lì a lavorare per gli altri compagni di squadra. Traguardo GPM vinto da Alberto Cavallaro, che è partito proprio in cima davanti a Mattia Maioli, visto in seconda posizione. Siamo al secondo traguardo volante di giornata, quello per Bruno Campinotti. È transitato in questo momento invece il Zambianchi davanti a Cipollini e a Dapporto. Queste sono le prime 3 posizioni al traguardo volante. Intanto siamo già passati con le immagini alla seconda asperità. Ricordiamo che dopo questa seconda ci saranno 2 giri bassi pianeggianti e poi gli ultimi 3 saranno con la salita. Intanto siamo al 48esimo chilometro di gara e vediamo che ci sono degli atleti. Bufalini, atleta del Casano, con lui c'è Mercatali della Regia Congressi Siecom Valdarno, poi dovrebbe essere Failli del Casano, dovrebbe essere, sicuramente ci sembrava il suo volto, il corridore. Intanto Bufalini sicuramente altro corridore che in salita se la cava molto bene. Ricordiamolo, l'atleta livornese, maglia di miglior toscano al Giro della Valdera a fine giugno, dove ha conquistato durante l'ultima tappa la maglia grigia per il miglior toscano. Sta guidando lui il pelotoncino in avanzata con Mercatali sulla sua ruota, poi abbiamo visto, li lasciamo andare, poi dovrebbe essere Cavallaro e poi Dapporto. Questi sono i corridori che sono al comando, sono proprio in susseguirsi quelli che abbiamo nominato. E vediamo che il gruppo che per ora ha davanti la maglia dell'Italia Nuova Borgo Panigale, però è chiaro, loro hanno un corridore davanti. Arrivano le maglie del pedale casalese nelle prime posizioni del gruppo. A fare l'andatura ora è Andrea Ferrato. Davanti non è brutto quel pelotoncino di corridori. Il Casano, l'abbiamo detto, no? Vediamo anche la brillantezza dei propri atleti, l'abbiamo detto, squadra che oggi può fare molto bene per via degli scalatori che ha, però bisognerà anche vedere perché dalla cima un po' manca. Mercatali adesso sta un po' pagando, forcing netto della formazione del team Casano, è proprio il forcing in questo momento. Era Agostinelli invece, di nuovo Agostinelli con Bufalini, non era quindi Cavallaro, era Vettore. Vediamo, passa per primo sul GPM in testata degli Uzzari. Agostinelli con il corridore con Vettore, e terza posizione
per Bufalini. Questi i primi tre posti del GPM intestato agli Uzzari, il secondo GPM di giornata. Due maglie Casano, una della Work Service, abbiamo visto, siamo ormai veramente, c'è in questo momento un rientro, siamo in fondo alla discesa, e vediamo che sta rientrando uno scatenato Edoardo Cipollini, incredibile veramente, è partito da solo e se n'è andato alla caccia dei corridori. Vediamo, sta rientrando ora Edoardo Cipollini, quindi il suo compagno Vettore sta veramente facendo una corsa incredibile. Bisogna dargliene atto, grande corsa, grande spinto sicuramente dal cuore, dalla voglia, sta mettendo tutta la sua grinta a ridosso. Vediamo, è rientrato un altro corridore, sembra essere, vediamo di chi si tratta, il gruppo è poco distante, chiaramente ha pilotato anche il rientro del gruppo, però era Failli comunque il corridore che è rientrato con Cipollini, però grande azione di Edoardo Cipollini, abbiamo detto oggi probabilmente sta correndo con un grandissimo cuore, siamo sull'ultimo traguardo volante in onore di Bruno Campinotti, lo va a prenderselo Cavallaro, quindi Cavallaro che se lo va a prendere quest'ultimo davanti a Agostinelli e poi a Bufalini, scusate, terza posizione è stato per Cipollini. Intanto stiamo vedendo anche il passaggio del gruppo in questo momento, 28 secondi. Intanto siamo veramente con una grandissima azione, abbiamo visto prima Cipollini che cosa è riuscito a fare, quindi siamo veramente incredibili. Allora siamo in zona marginone, con la fuga, vediamo, eccoli qui. Allora eccolo Vettore con Cipollini, due uomini del Team Work Service al comando, non si esime nel tirare, potrebbe sicuramente più riposarsi Edoardo Cipollini che ha fatto un grandissimo sforzo per rientrare. Poi vediamo, poi abbiamo Bufalini sulla sua ruota, dovrebbe esserci un trio, poi quello sulla ruota dovrebbe essere o Drey o Dapporto, perché sono due corridori, c'è Drey e Dapporto, quello lì è Dapporto, poi c'è Agostinelli sicuramente, altro atleta del team Casano, lo riconosciamo, era nella fuga iniziale dei 5 corridori dove c'era anche Di Girolamo. Vediamo che c'è anche un atleta delle forniture Moro, si tratta di De Longhi, eccolo che passa ora a fare l'andatura lui, ve li stiamo elencando veramente tutti. Passa ora davanti a fare l'andatura della Nord-Est, si tratta di Sinigallia, poi Cavallaro, quindi sono 3 maglie della formazione Work Service, perché con Vettore e Cipollini c'è anche Cavallaro, questo nel primo piano era della Nord-Est, abbiamo detto Sinigallia. Comunque sono questi i corridori. Ci dovrebbe essere un'altra maglia della formazione del Casano che stiamo vedendo, dovrebbe essere Failli se non sbagliamo, dovrebbe essere Francesco Failli. Eccolo lì, sì, è Francesco Failli, esatto, adesso è proprio lui che era rientrato con Cipollini sulla fuga iniziale, quindi eccolo qui, siamo ormai veramente, e vediamo che dietro è il team Franco Ballerini, è Samuel Bertolli che si sta incaricando del lavoro in questo momento sui giri in piano. Alla sua ruota potrebbe essere sempre Mattia Maioli, il corridore del team Franco Ballerini, poi in copertura, lavoro di copertura per gli atleti dell'Italia Nuova Borgo Panigale, che davanti ne hanno due, avevano Drey e Dapporto, però era Dapporto il team, dovrebbe esserci Drey anche se non sbagliamo, a meno che non ci siamo sbagliati di aver visto due maglie della formazione dell'Etano Nuova Borgo Panigale. Comunque Franco Ballerini che ha scelto un altro tipo di tattica, un altro tipo di gara, no? In questo momento con un lavoro. Intanto il distacco era segnalato a 28 secondi, vedremo se poi è riuscito. Intanto è riuscito a rientrare Creatini, siamo a 68 km di gara percorsi, vediamo che Matteo Creatini, atleta della formazione della polisportiva Monsummanese, è riuscito è lì davanti, anche Cozzani, Federico Cozzani, oggi da solo il corridore del team Fratelli Giorgi, che abbiamo letto essere prossimo, diciamo come si dice, no, prossimo sposo con il team Franco Ballerini per il 2024. Si chiude con Vettore e con Cipollini questo drappello di corridori. Gruppo che ha sotto la spinta degli atleti di Luca Scinto è riuscito a recuperare. Adesso è proprio Maioli che sta guidando il pelotone, dietro sono gli atleti del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, quest'oggi diretti da Apollonio, tra l'altro vecchia conoscenza del ciclismo, ex professionista tra le altre. Dicevamo
sotto la spinta probabilmente anche di più formazioni, il distacco è a 18 secondi. Si porta anche Meccia nelle prime posizioni, chissà adesso che cosa avrà pensato anche Matteo Berti in questo momento. Ora lì è in azione di disturbo a fare l'andatura della formazione Velo Club. Si tratta di Di Vita, Federico Di Vita, che sta facendo l'andatura sul gruppo. Anche le formazioni della Polisportiva Monsumanese a disturbare l'azione. Altri sponsor della manifestazione: la Green, la MNG Robot Store, la Alco, la Rossi Costruzioni, la Nencini Sport, la Conal City di Chiesino Zanese, la Puccinelli Costruzioni, il Bar Sport 2, la Gigralia Sorini, la Tecnoclima Impianti. Intanto siamo con le immagini piombati al 76esimo chilometro di gara. È rientrata la fuga, è rientrata con adesso Lapo Cardelli che ci sta provando, Cardelli in solitaria, e guardate chi c'è. Cioè ragazzi, questo Agostinelli, incredibile, ancora lui, ancora Agostinelli di nuovo. Vediamo che passano la moto informazione di Gabriele Varignani, e è una cosa incredibile. Di nuovo Agostinelli sta facendo una gara, questo ragazzo oggi incredibile, perché è da un po' che è all'attacco. Probabilmente non lo sappiamo se la gamba sicuramente ce l'ha, perché se no non avrebbe sicuramente preso, non avrebbe sicuramente avuto senso. Intanto diciamo che il Bruno Campinotti è stato vinto da Zambianchi, l'atleta del pedale casalese, che insomma è riuscito anche a vincerne uno di quei traguardi volanti. Intanto vediamo che il gruppo sta controllando, sono proprio gli atleti della pedale casalese davanti a controllare la situazione. C'è anche Cipollini lì nelle prime posizioni. Abbiamo visto prima una grandissima azione, su una Furia era riuscito a rientrare. Abbiamo detto, no, passati 70 km di gara. Vediamo che adesso ci provano gli atleti della Forniture Moro, che ci provano uno scatto un po' telefonato in questo momento. Si tratta di De Longhi che ci sta provando, controllato da Calabria, e adesso riprova Thomas Del Frate, il corridore della Polisportiva Monsumanese, che sta riprovando un'altra volta, ci sta riprovando. Eccolo lì Thomas Del Frate, che è uscito dal plotone, seguito subito da Calabria in protezione, poi altri atleti, quegli atleti dovrebbe essere De Longhi di nuovo, e poi un atleta dell'Etala Nuova Borgo Panigale. Sono loro gli atleti che vedremo poi che cosa succederà. Vediamo, si stanno avvicinando di nuovo, anche loro hanno passato in questo momento la moto. Ci sono staccati 4 corridori dal gruppo che per ora sembra lasciar stare, gruppo che per ora sembra lasciar stare davvero, sembra lasciar stare. In questo momento si volta Del Frate a controllare la situazione, chiede il cambio De Longhi. Ora abbiamo iniziato la salita, siamo all'80esimo chilometro di gara, abbiamo già iniziato la terza volta adesso saranno un susseguirsi con la salita di Poggio Baldino. Lapo Cardelli, il corridore di Uggia Cintolese, che sta facendo l'andatura su Agostinelli. Tra i due dovrebbe essere, diciamo, in salita dovrebbe essere più terreno di Agostinelli, anche se Cardelli non se la cava male in salita, assolutamente. Vediamo Cardelli, primo anno in categoria per tutti e due, tra l'altro, sia per Agostinelli che per Cardelli, sono 2 primi anni. Li lasciamo andare, siamo dietro con un drappello di corridori. Vediamo, prima posizione dovrebbe essere Omati, è proprio così, è Filippo Omati che sta facendo l'andatura. Poi dietro dovrebbe essere Brancato, l'atleta siciliano della Nial Nizzoli. Poi c'è un atleta della formazione, dovrebbe essere Massolin, della formazione della Forniture Moro. Eccolo qui il primo piano intanto di Filippo Omati. No, era De Longhi, quindi De Longhi. Poi è Brancato, esatto, della Nial Nizzoli, è proprio Brancato il corridore siciliano, già plurivittorioso in questo 2023. Eccolo qui De Longhi che sta facendo l'andatura, va a prendersi anche il rifornimento. Abbiamo detto, le temperature si sono alzate proprio quando arriva il Ferragosto, si sono alzate le temperature, proprio questo trofeo Maionchi l'abbiamo visto. Li vedono Cardelli e Agostinelli sotto la spinta di De Longhi, che sicuramente sta facendo un buon ritmo in salita. Prima era in precedenza Omati, eccolo lì Omati. Poi c'è Brancato, vediamo se è Bufalini di nuovo il corridore del Casano che ha animato la corsa, fino a qui veramente bisogna fargli. E poi ultima posizione è Thomas Del Frate, il corridore che era uscito prima in precedenza. Dovrebbe essere anche Calabria, che era con lui prima, il corridore del Casano. Intanto siamo risaliti, siamo tornati di nuovo davanti con i 2 atleti in testa
Agostinelli e Cardelli. Siamo nella zona degli ulivi, quindi vicinissimi non distanti dal GPM. Eccolo lì il cartello che sta ad indicare. Eccolo lì il cartello che sta ad indicare ormai che il GPM è veramente vicino. Vediamo se ci sarà volato, se invece si andrà su in maniera regolare. Eccolo qui Lapo Cardelli, seguito a ruota di Agostinelli. Chiaro che Agostinelli si è fatto già un po' di chilometri in fuga, per Cardelli invece la prima uscita. Eccolo, siamo in cima al GPM ed sembra Agostinelli sull'Apo Cardelli. Queste le prime due posizioni della GPM, ma subito dietro sono questi 5 corridori. Questi 5 corridori, il drappello che abbiamo visto prima con Omati, con De Longhi, con Del Frate, che è riuscito comunque a superare un momento di difficoltà. Quindi è riuscito a superare veramente un momento di difficoltà. Vedremo. Sì, perché era un po' di difficoltà. Intanto vediamo che si è diciamo un po', hanno inglobato i corridori che erano fuori. Di nuovo Cardelli che sta provando. Siamo vicini ormai al passaggio, siamo all'87esimo chilometro di gara, siamo vicini al passaggio perché siamo di nuovo a Chiesa Nuova Uzzanese. Eccoli qui i corridori che sono al comando, si sono inglobati, no? I due corridori sono stati raggiunti dai 5-7 uomini al comando, quindi in questo momento Cardelli che con la ruota brancato passano ora, mancano esattamente 2 giri alla conclusione, altre 2 tornate per questa fine di questo trofeo Maionchi Nevio alla memoria, giunta alla 30esima edizione del nono Memorial Maionchi Nilbo. Davvero una famiglia incredibile quella dei Maionchi, con Nadio sempre in prima fila, ma che ha trasmesso tanta passione alla sua famiglia, che lo hanno anche supportato per tutto il resto. Intanto vediamo che ci sta provando in questo momento Thomas Del Frate. Diamo anche i tempi perché è passato questo drappello qui. Dietro ci dovrebbe essere una coppia all'inseguimento di questo gruppo a 50 secondi. Intanto Thomas Del Frate che ci sta provando ad uscire da solo al comando. È chiaro che non è anche questa non è una corsa da Thomas Del Frate, perché è un corridore molto veloce, se la cava bene in salita. Eccoli qui, lo vediamo. Zambianchi, c'è anche Zambianchi, c'è D'Apporto di nuovo, vediamo Zambianchi, eccolo qui, poi Cardelli, Calabria, prima posizione per il corridore che avevamo detto bene, poi eccolo lì Omati che probabilmente è più fresco del compagno in squadra Zambianchi. Abbiamo visto una pedalata totalmente differente tra i due, sono già andati a chiudere prima del cavalcavia dell'autostrada, prima del cavalcavia che porta a Chiesino Zanese il corridore Thomas Del Frate, quindi già stato ripreso. Però dietro hanno il cambio ruote oggi curato da Cicli Panconi, Agostinelli, poi c'è Leonardo Meccia, c'è anche il corridore del Teamwork Service, quindi è riuscita a rientrare in salita Meccia, perché siamo dietro. Eccola qui la coppia, eccola qui, c'è Edoardo Cipollini, è uscito alla caccia, a 50 secondi il suo ritardo, con lui Alessandro Prato, il vincitore del Gran Premio Neri Sottoli, il vincitore di La Stella di Vinci. Eccolo qui, un duo veramente ben assortito. Abbiamo detto, no, sta correndo veramente con il cuore Edoardo, una scelta quella di correre oggi probabilmente dettata dal modo di quale miglior modo di omaggiare un papà se non quello di mettersi il numero e gareggiare, probabilmente anche la voglia di poter regalare e dedicare una vittoria. Eccolo qui, eccolo qui che sta andando a condurre di nuovo Edoardo Cipollini, maglia di campione regionale toscano presa in provincia di Arezzo, e soprattutto un Giro del Veneto davvero dominatore, possiamo dire. Lui è la Work Service, Simon Gottstein della formazione, il campione cecoslovacco del team Franco Ballerini, che sta facendo l'andatura sul gruppo Sinigaia, alla sua ruota il corridore della Nord-Est Angelo Gomme, Villadose e Angelo Gomme. Vediamo anche gli atleti del Veloclub Scuola Ciclismo Empoli. Adesso si cerca di andare a girare per recuperare ritardi. Diamo anche i ritardi, 50 secondi per la coppia che abbiamo visto prima, ritardo del gruppo che è molto molto più alto. Intanto siamo sulla quarta volta della salita di Poggio Baldino. Eccoli qui, vediamo Cardelli, primo piano per Cardelli, brancato, corridore siciliano, abbiamo detto della Nial Nizzoli, ma è Omati. È sempre Omati di solito che fa il ritmo in questo momento della salita, no? Anche prima era lui che sul pezzo più duro scandiva il ritmo, poi
sono arrivati altri corridori. La sensazione è che, anche giusta, che se la vogliono giocare sull'ultima asperità, perché il vantaggio è buono, dietro comunque si sta girando, però non è... E se vanno bene, intanto Cardelli va a condurre ora il drappello dei fuggitivi, può darsi che possano anche arrivare, nel senso, se si va d'amore e d'accordo senza fare strappi, si può riuscire veramente a fare qualcosa. Potrebbe essere Bisoni, il corridore che è passato davanti alla nostra telecamera, la Bustese Olonia, ed è così, Giovanni Bisoni, corridore della Bustese Olonia che era passato davanti a noi, è proprio lui. Tra l'altro Bustese Olonia che ha già vinto al mattino con, abbiamo detto, no, Thomas Doghetti, che ha vinto proprio al mattino la corsa degli allievi, e che chissà se ci si giocherà la maglia della Challenge al trofeo Carlo Alberto Pellegrini. L'anno scorso fu un atleta della Sacilese, ovvero Andrea Bessica, che quest'anno è tra le fila della Borgomolino Vigna Fiorita, che vinse la Challenge dopo, con 2 secondi posti, tra l'altro, incredibile ma vero. Davvero, fu un anno un po', cioè, diciamo, di tanti risultati, ma un po' di sfortuna, con tantissimi secondi posti per Andrea Bessica, quello dell'anno scorso. Ultima posizione per Meccia, che va a prendere il rifornimento. Abbiamo visto Francesco Cipollini, fratello di Edoardo, dare il rifornimento anche al compagno di squadra del fratello Edoardo. Ovviamente una giornata calda, ed eccolo qui Edoardo Cipollini. Non c'è più Alessandro Prato, diamo anche l'informazione per il fatto che ha avuto crampi, ci segnalano, aveva i crampi, ha staccato il pedale, aveva veramente crampi il corridore del team Pieri, peccato veramente, perché il corridore sardo era in condizioni. Edoardo Cipollini però sta venendo su come una furia sul Poggio Baldino, veramente incitato da tutti, perché oggi veramente possiamo dire che il cuore è veramente tutto con lui, la gente è tutta con lui. Guardate, è una cosa incredibile, quando passa non c'è persona che non lo incita, che non gli veramente. Questo vuol dire anche di un ragazzo che non solo si è fatto volere bene il papà, ma si è fatto volere bene veramente anche lui come il ragazzo. Eccolo qui Edoardo che sta vicino al GPM, da solo sta per transitare ormai al GPM. Eccolo qui, siamo ormai vicini. Eccolo, sempre Cipollini da solo. Vediamo con dietro la macchina del cambio ruote di Cicli Panconi. Passa ora al GPM. Siamo già a Chiesa Nuova Ozzanese. Occhio, perché il suo ritardo, 15 secondi al GPM. Incredibile quello che ha fatto. Incredibile. Edoardo da solo, perché sai, se era con un altro compagno, ma da solo a 15 secondi si è fatto il Poggio Baldino da solo. E intanto riprova di nuovo Thomas Del Frate, suono della campana, 13 km alla conclusione, sono gli ultimi 13 km, ci provano gli atleti di Davide Lenzi e di Grassi a uscire dal gruppo. Thomas Del Frate che ci sta riprovando, molto attivo anche il corridore lucchese che ci sta provando molto. Insieme a lui c'è Cardelli, e anche prima abbiamo visto molto attivo, ha preso un buon margine, è partito, come si dice in sordina, con una piccola progressione. Vediamo anche altri sponsor della manifestazione come la ECO, la FAS. Tanto vediamo qui il gruppo, la Pellegrini Gianfranco, la Security Alarm di Bastianini Filippo, sull'edificio 2C, Livai Panconi, ristorante La Piazzetta, Little Pork, Garden Cinzia, la Idea Giovane I Barbieri, la Ecotech, la Banca di Pesce Cascina, ormai sponsor, la Natali. Intanto vediamo che dietro si muovono gli atleti del pedale casalese, cercano collaborazione. È chiaro che ora sono saltati tutti gli schemi, perché siamo ormai a 13 km dall'arrivo, 13 km dall'arrivo, un po' meno perché si è passato il traguardo. Passa ora Edoardo Cipollini, ora ha perso un po', con lui viaggiano Creatini, con lui, con altri 2 compagni. Passa ora questo drappello, il gruppetto formato da Simon Gottsen, ci dovrebbe essere anche Cavallaro in questo drappello. Ritardo 1,47, ritardo di questo drappello 1,47. Intanto vediamo che c'è un piccolo problema per un corridore della Forniture Moro, e siamo con l'immagine Failli.
Failli il corridore che viaggia insieme a Creatini e a Cipollini, quindi Failli, Cipollini e Creatini, i 3 corridori che stanno cercando di rientrare. Vediamo il primo piano proprio, occhio, stanno rinvenendo sul corridore della Forniture Moro che ha avuto un problema, e si tratta di De Longhi che probabilmente ha avuto dei crampi anche lui. È una giornata calda, quindi bisogna sapersi non solo alimentare ma soprattutto bisogna sapersi integrare, bisogna saper prendere liquidi, sapersi ovviamente dissetare, perché una giornata calda come questa può portare, cosa è successo a Prato, è successo a De Longhi, però comunque sia le occasioni non mancheranno per rifarsi. Questo è il drappello con dentro che ora sta vedendo Simon Goldstein, il team Franco Ballerini, che è rimasta un po' perché probabilmente la loro idea era quella di riuscire a chiudere prima, non ce l'hanno fatta, chiaramente ora gli uomini sono conclusi, Goldstein è rimasto da solo, deve fare da solo il corridore cecoslovacco perché Maioli è saltato, Bertolli purtroppo dobbiamo dire in bocca al lupo, grande recupero perché ha avuto un incidente, quindi comunque sappiamo non si è fatto niente, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo per il rientro alle corse e siamo sicuri che si rialzerà più forte di prima. Siamo sull'ultima ascesa del Poggio Baldino e vediamo che Edoardo Cipollini è rientrato. È rientrato Edoardo Cipollini, eccolo qui. Cardelli a fare l'andatura. Abbiamo Brancato spostato sulla sinistra del schermo. Massolini, il corridore della Forniture Mora, adesso che è rimasto al comando. Poi c'è, come detto, Failli con davanti c'era anche Calabria e Agostinelli, quindi sono 3 maglie della Osa. C'è Meccia in compagnia di Cipollini, c'è Creatini con Cardelli e con Del Frate. È chiaro che ora Cardelli lavorerà probabilmente per Creatini, corridore più esperto, secondo anno in categoria. D'Apporto sta facendo una buona gara, anche l'Italia Nuova Borgo Panigale, buona prova anche per loro, sempre nelle azioni giuste con Drey, con D'Apporto, insomma. Vediamo. Il primo piano comunque è andato veramente bene, anche la Polisportiva Monsumanese oggi, diversi insomma avevano controllato con quei 2 corridori, poi vediamo che un po' più spostati dietro Meccia e Cipollini avrà fatto, occhio perché parte il siciliano, parte però scatto telefonato. Scatto, parte ora in questo momento Brancato della Nial Nizzoli Almo, parte subito il corridore della Sicilia della Nial Nizzoli, prova a fare subito il ritmo per provare, è uno scatto telefonato, tra l'altro nel pezzo neanche tra i più duri, però è riuscito a portare via con sé Cardelli e D'Apporto. 3 corridori ora al comando, vediamo se dietro ci sarà la risposta degli altri. Brancato è partito, l'avevamo detto, era spostato sulla sinistra dello schermo e ci stava, diciamo che l'abbiamo un po' chiamato, no? Era lì e infatti ha cambiato, poi si è messo a sedere perché probabilmente non aveva ingranato bene messo bene il rapporto e poi ha riscattato di nuovo. Buona la pedalata del corridore siciliano, si mostra la nostra telecamera, sono sempre 3 uomini al comando, seguiti, vediamo gli altri, occhio perché sembra esserci Meccia a lavorare, vediamo se è il corridore del work service che sta lavorando. Chiaro che Edoardo Cipollini sta bene perché è rientrato da solo, tra l'altro vale da solo in realtà con Failli e con Creatini, però si è fatto tutto un Poggio Baldino, se l'è fatto totalmente da solo portando a 15 secondi di ritardo. Peccato perché se fosse rientrato subito lì in discesa ce l'avrebbe fatto, però è chiaro che in quel momento lì da solo ha fatto già un grandissimo lavoro, grandissimo. Primo piano e rientrano, grande lavoro di Meccia con a ruota proprio Edoardo Cipollini, occhio perché ci sembra rampa di lancio il duo della Work Service. L'anno scorso nacque tutto qui, non all'ultimo giro, intendiamo, perché si fecero diversi chilometri da solo, il duo formato da Sergian Pietri e da Savino. Intanto Brancato continua la provocazione, non conosce veramente la parola no, parte ora Cipollini, parte ora Edoardo Cipollini, parte proprio in questo momento il corridore della Work Service, il campione toscano, veramente ci ha messo oggi tutto quello che aveva, più che delle gambe, ha messo il cuore quest'oggi su questa corsa, ha veramente messo il cuore Edoardo Cipollini, ha veramente messo il cuore, lo vediamo. E è passato sul GPM Brancato con Cipollini e Meccia e vediamo perché siamo ormai nel finale di questo trofeo Maionchi, perché siamo
a 3 km dalla conclusione ed è Meccia al comando da solo, Meccia al comando in solitaria. Quando siamo arrivati in cima al GPM avete visto brancato con Meccia che stava in quel momento lì partendo, perché Edoardo Cipollini gli ha proprio detto, gli ha proprio fatto cenno, come dire vai, veramente oggi bisogna fare un grandissimo applauso a Edoardo per come ha corso, perché Edoardo Cipollini ha corso veramente mettendo, come abbiamo detto tante volte, ha veramente messo cuore, tanto siamo dietro con il drappello dietro a San Salvatore, quindi siamo ormai vicinissimi a incontrare l'ultimo chilometro. Ancora è presto per incontrare l'ultimo chilometro, siamo intorno ai 2 chilometri al traguardo in zona San Salvatore. Abbiamo svoltato ora per riprendere la strada che porterà gli atleti verso Chiesa Nuova Ozzanese. Adesso ovviamente il team Casano che dovrà lavorare sia un po' detto, è ultimo chilometro però per Leonardo Meccia, è ultimo chilometro e potrebbe essere bis per la work service. Abbiamo visto al braccio la work service oggi correva con il lutto al braccio in ricordo di Cesare Cipollini. Probabilmente la gara l'avrebbero voluto che la vincesse lui, Edoardo, però Edoardo ha dimostrato oggi di avere non solo un grandissimo cuore, perché ha corso veramente mettendoci tutto se stesso, ma soprattutto ha dimostrato di essere un grandissimo compagno di squadra, perché proprio in cima, quando erano in cima, come a fargli cenno di dover tirare a diritto, come dire vai, provaci te, ci ha provato e gli è andata bene. L'importante era quello, no? Magari vincere il risultato di squadra, e penso che suo papà Cesare sarebbe veramente contento. Siamo all'ultima curva intanto per Meccia. L'anno scorso erano in due con Sergian Pietri e Savino, quest'anno è da solo il corridore Leonardo Meccia, è da solo al comando. È l'ultima curva, lo lasceremo ai 200 metri quando andremo con la nostra telecamera fissa ad inquadrare a braccia alzate il corridore del team Work Service. Eccolo lì, sarà veramente bis per Matteo Berti e la sua formazione. Lo lasciamo andare, eccolo qui, è da solo, nessuno lo può prendere. Leonardo Meccia, è suo il 30° trofeo Maionchi Nevio e il 9° Memorial Maionchi Nilbo, ed è bis per la formazione della Work Service. È volata, lanciata dagli atleti della Cassano. È chiaro che avendoci anche gli atleti veloci, parte ora Omati, vediamo Cipollini è rimasto un po' chiuso, vediamo, prova la rimonta Edoardo Cipollini con Omati al comando, vediamo, ed è Filippo Omati che si prende la seconda posizione su Cipollini. Poi Agostinelli, Massolin, Creatini, D'Apporto, Calabria, Brancato, Bisoni. Questi i primi 10, questo è il replay della vittoria di Leonardo Meccia. Andiamo alle interviste di Rito con i protagonisti. Leonardo Meccia del Team Work Service, insomma un grandissimo lavoro di squadra quest'oggi, su in cima al GPM praticamente siete passati te insieme a Edoardo e poi hai tirato a diritto, ci hai creduto fino alla fine? Sì, ho seguito il consiglio del mio direttore sportivo e l'ha azzeccato perfettamente. Diciamo, doveva vincere Edoardo, si cercava di far vincere lui, diciamo, per tirargli un po' sul morale, che è una corsa che si meritava, la corsa in casa, però penso che una vittoria comunque in casa Work Service sia un ottimo risultato. Una dedica speciale per questa vittoria? Esattamente a Edoardo, che penso che gli tiri un po' sul morale una vittoria di squadra. Siamo con il secondo classificato del pedale casalese, Filippo Omati, insomma grande prestazione per te oggi, ci avete provato con più punte, poi nel finale sull'ultimo strappo Meccia è riuscito ad anticiparvi, non avete trovato l'accordo per chiudere? Secondo me non è tanto un fatto d'accordo, ma oggi ne aveva di più. Io, almeno per quanto mi riguarda, sulla salita finale era un po' al limite, ci ha passati a doppia, è andato via da solo e ha vinto meritandosela assolutamente. Era il tuo gioco quello di provare a arrivare in volata, anche perché mi hai detto che sull'ultima salita comunque le gambe erano quelle che erano? Sì, oggi secondo me è partito un po' il caldo, in gara ho sofferto abbastanza, quindi una volta andati via ho puntato allo sprint finale, sapendo di potermela giocare, e peccato per Meccia, ma merito a lui assolutamente. Edoardo Cipollini della Work Service, insomma una giornata speciale per te, ci hai tenuto veramente molto, hai fatto una grandissima corsa, ti abbiamo veramente visto correre, sei rientrato con tantissima grinta, poi alla fine probabilmente con Meccia vi siete messi d'accordo per questa tattica. Sì, ci siamo messi d'accordo perché oggi per me l'importante era che vincesse uno della Work Service per rendere onore
a mio padre che se n'è andato 3 giorni fa e appunto, come dicevo prima, io ho vissuto con questa persona che ogni giorno cercava di farmi credere nelle mie potenzialità, dicendomi che per lui ero il corridore più forte che c'era e non sapevo neanche se correre. Poi una voce, non so cosa, mi ha detto che dovevo correre per lui. Non importava il piazzamento, l'importante era riuscire a dare tutto e ero rimasto fuori dalla fuga, penso abbia avuto un minuto e mezzo. Sono partito da solo, sono riuscito a rientrare in cima alla salita e avevamo un programma con stazione di Meccia che a Giro del Veneto mi aveva fatto vincere diverse tappe, quindi se la meritava questa vittoria e quindi sono molto contento di questa vittoria. Ora sono un po' commosso per via di quello che è successo, ma sono molto felice e questo podio, questo terzo posto va tutto da mio padre che sicuramente oggi mi ha spinto lui a fare questa prestazione. Siamo con il vicepresidente vicario del Comitato Regionale Toscano, Mauro Renzoni. Insomma, qui a Chiasanova Ozzanese, Trofeo Maionchi è ormai veramente diventato una cosa da 30 anni che la porta avanti, Nadio con la sua famiglia. Quindi possiamo dire che trovare persone come lui nel ciclismo e la sua famiglia è difficile. È difficile perché Maionchi proprio poi è ligio alle cose, le cose che vuole fare lui le fa in tutte le maniere. Dice ma è la mia nipote ora che le vuole fare? No, non è vero, è lui che le vuole fare perché purtroppo è lui che comanda e ora le fa lui. Però giusto perché è una bella gara, una bella giornata, un po' troppo calda, però purtroppo il caldo oggigiorno è questo. Bellissima gara stamani degli allievi, bellissima questa degli juniores perché insomma molto movimentata, ho visto pochi all'arrivo sono arrivati, dei 100 e rotti, mi pare 130 partiti. Purtroppo il caldo fa la strage su questi ragazzi, poi 5 volte Monte Carlo non è una bazzecola, insomma, anche se è una salita che si fa bene, pedalabile in tutte le maniere, però è molto forte. Un bel vincitore. Anche dietro Cipollini, il terzo arrivato, che facilmente se vinceva, ma la dedicherà anche a suo padre certamente, perché se vinceva magari faceva qualcosa di più straordinario. Ma penso che Cipollini ce l'avrà il momento d'oro per poterla dedicare a suo padre e che si avvicina molto più. Per me è un ragazzo dell'Unigiana che potrebbe tranquillamente vincerla anche. Siamo con Pamela Maionchi della famiglia, no? Qui dell'Unione Sportiva Toscogas di Chiasanova Ozzanese. Anche quest'anno avete portato una grandissima partecipazione a questo Trofeo Maionchi, vuol dire anche una famiglia molto unita, no? Perché veramente il ricordo di 2 membri della famiglia Maionchi, ma soprattutto una grande unione che c'è tra voi. Sì, davvero, hai detto proprio bene, un gran lavoro di squadra della nostra famiglia e poi di tanti amici, collaboratori che erano tutti vicini purtroppo allo zio e al babbo e tanti altri cari amici a cui è dedicata la gara, perché insomma c'è Massimiliano Calestrelli, Zari Ilio, Campinotti Bruno e Benedetti Cristiano. E poi vabbè, ora quest'anno abbiamo dedicato anche 2 trofei, uno a Nadio Monti che sono degli amici scomparsi e a Giulio Ughetti. Ecco, un grandissimo, sta prendendo sempre più piede, no, questo Trofeo Maionchi. Anche quest'anno 136 allievi e 136 juniores, tra l'altro anche fuori regione, quindi diciamo cresce sempre di più, no? Con lo zio che vi dà tanta forza, riuscite a portarla avanti. Sì, davvero, siamo veramente soddisfatti, tanti anche gli atleti fuori regione, si guardava l'elenco degli iscritti dalla Val d'Aosta, da Cagliari, insomma veramente una grande soddisfazione. Sì, lo zio, soddisfazione a 1000, poi però davvero se non ci fosse lui la gara non avrebbe senso, davvero. Ovviamente una corsa che ha tanti sostenitori, no? Siete riusciti comunque a portare tantissime persone, tantissimi sponsor che senza ovviamente anche loro queste gare non si potrebbero fare. Sì, un grazie veramente agli sponsor, senza i sostenitori anche economici, oltre che la forza delle braccia non sarebbe possibile realizzare una manifestazione del genere. Non sto a menzionarli tutti perché ovviamente sarebbe impossibile, me ne dimenticherei qualcuno, sono tutti nominati sul nostro giornalino, sulle pagine Facebook e Instagram, 30° Trofeo Maionchi Nevio. Grazie di cuore davvero e arrivederci al prossimo anno. Siamo con Nadio Maionchi da una vita nel ciclismo veramente, siamo arrivati alla 30ª edizione di questo Trofeo Maionchi.
Prima ovviamente si diceva siete veramente una famiglia unita, perché insieme alle nipoti portate avanti il ricordo anche di 2 membri della tua famiglia, i tuoi fratelli ovviamente, li portate avanti e li fate anche crescere questo trofeo. Eravamo 5, erano 3 uomini, sono rimasto l'unico, si vede, ero il più cattivo, non so perché, l'erba cattiva non muore mai, no? E quegli altri 2, uno aveva 4 anni di più di me, quell'altro 2, e già tutti e 2 tanti anni sono laggiù. Comunque venendo alla Orsa posso ringraziare le mie nipote, i miei figlioli e tutti quanti, e tutti gli anni si cerca sempre possibilmente di fare sempre meglio. Montepremi non manca perché traguardi volanti, c'è un monte di soldi, poi c'è tutti quelli che ci danno una mano, chi è sul Vepria, chi non si vuole far mettere perché dice no poi tutti vengano a prendere i soldi. Allora io faccio quello che mi dicono di fare, che veramente anche se mi danno quello che mi danno lo prendo volentieri, e per me sono tutti uguali, quello che mi dà quello 100, chi me ne dà 20 è uguale. Io sono contento così e spero, anche se ho 80 anni, di campare ancora dell'altro per tirare avanti questo bello sport che siamo maledetti da tutti. Non si può camminare sulle vie, le macchine ce l'ammazzano, mentre invece quelli che ammazzano sulle strade non gli fanno nulla, e purtroppo i ciclisti sono malvisti da tutte le parti, si danno esempi. In ogni modo io fino che vivo questo sport non mi va via e ci rimango per sempre. Di nuovo grazie, al prossimo anno e speriamo di campare per altri 30 anni.